Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi, come avete visto alla mascherina, parleremo di radioestesia e di amore universale. Useremo un circuito creato da Giorgio Picchi tanti anni fa che serve per imprimere nell'anima, nel corpo eterico della persona, l'amore universale. Però useremo anche un altro circuito per immettere, aggregare all'anima e al corpo eterico della persona le forze vitali propositive. Ho già fatto anche una pillola in questa direzione, ma la vorrei rifare rinforzandolo con l'amore universale. Quindi, per prima cosa prendiamo il nostro circuito di valutazione, il quadrante radioestetico per la valutazione, mettiamo qua il testimone e vediamo se questa operazione andrà bene per lui. Vi ricordo che il testimone può essere qualsiasi cosa: fotografia, capello, pezzo di unghia, nome scritto, nome, cognome, data su un pezzetto di carta, e si mette qui. Bene, avete visto che il pendolino ci dice di sì, quindi la cosa andrà a buon fine. Vedete? Bene, adesso ci fermiamo e passiamo al prossimo quadrante radioestetico. Il prossimo quadrante radioestetico è il nostro quadrante radioestetico per la valutazione del trattamento, che voi ormai conoscete bene. Quindi metterò sempre bene il mio testimone qui e chiederò al pendolino se andrà bene questa operazione di amore universale. E vediamo che è molto favorevole. Vedete il pendolino? Benissimo, anche questo sarà propositivo. Bene, ci fermiamo e passiamo al prossimo. Qui chiediamo quante ore, non tanto per il circuito che vedremo adesso, ma quello dopo per l'amore universale. Qui metteremo qui il nostro testimone e chiederemo per quante ore. Ci dice minimo 5 ore, vedete? Minimo 5 ore bisognerà lasciare il nostro testimone nell'amore universale. Bene. E adesso prendiamo il nostro circuito radioestetico, anche radionico, a dipendenza da come lo si vuole vedere, in cui noi dobbiamo mettere, perché rinforziamo praticamente il testimone, lo metteremo qua il testimone e prenderemo le varie energie nelle varie postazioni e lo imprimeremo. Quindi ipotizziamo che mettiamo il testimone qua, vedete, e prendiamo la forza, quindi senso antiorario per aspirare la forza, vedete? Adesso questa è una pillola didattica, quindi chiaramente andrò più veloce. Quindi aspiriamo, andiamo sul testimone e la mettiamo sul testimone, vedete? Minimo 21 giri, poi lo stesso, si va in energia, si aspira, senso antiorario, vedete, e poi si va sul testimone e si aggrega, vedete, lo stesso lo faccio per la memoria, si aspira la memoria, vedete, succhio e butto fuori, così aggrego quindi si può fare per tutte, si può fare per tutte le forze verso il testimone, sarebbe l'ideale, questo per proteggere il corpo eterico della persona. Fatto questo, lo si può anche lasciare al massimo 5 ore qui, ma già quando fate questa operazione va già più che bene, perché si sono già impresse nel corpo eterico della persona e le forze che avete preso da energia e messa nella forza vitale, che è qui dove c'è il testimone. Fatto questo, noi prendiamo il nostro testimone, che è bello forte, prendiamo il nostro circuito radionico, che vi ripeto è stato creato da Giorgio Picchi, grande maestro Giorgio Picchi. Si mette il testimone qui in centro, si prende il pendolino e si fa girare almeno 21 volte, in modo che almeno 21 volte, in modo che si aggreghi
il circuito radionico venga aggregato al corpo eterico del testimone. L'ideale comunque sarebbe far finire il pendolino alla fine del suo corso. Bene, fatto questo, come avete visto, per aggregare la forza eterica di questo circuito di amore universale si mette in un posto sicuro sopra un armadio, sopra un tavolo o dentro un cassetto il testimone e il circuito radionico per almeno 5 ore. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto Veneziano vi saluta, vi chiede se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale di Legare a Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram. Il link in descrizione lo trovate qui sotto. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!